Storia di vino di Friuli Venezia Giulia, siamo tornati. Oggi parliamo di un tema molto importante e molto caro per il Friuli Venezia Giulia. Prima di tutto vorrei ringraziare tutte le persone che sono venute e stanno continuando a venire alle presentazioni del libro. Sono tante ed è bello vedere come la letteratura riesca a farci avvicinare, a farci unire. Ce ne saranno ancora, voi potrete seguire sulla pagina le storie di vino di Friuli Venezia Giulia su Facebook o su Instagram e lì verranno pubblicate le prossime date. Dicevamo distanza. Il concetto di distanza è un qualcosa di molto bello da provare in Friuli Venezia Giulia. Le distanze in Friuli Venezia Giulia sono molto piccole e molto spesso uno dei temi che viene raccontato per questa regione è quello di avere la possibilità di andare dalla montagna al mare in pochissimo tempo ed è vero anche il motivo per cui è bello vivere qui è che molto spesso l'essere vicini a qualcosa è un qualcosa che nemmeno gli abitanti possono riuscire ad esperire così tanto bene, perché non ci si rende quasi conto di quanto sia così forte come tema. Ma la distanza allo stesso tempo, se si vive in certi punti del Friuli, anche verso il nord, sembra qualcosa di incolmabile, sembra che tutto sia distante, proprio perché vivendo al nord-est, così distanti da tutto il resto, sembra di essere lontani da tutto quel mondo dove le cose accadono e sembra quindi che il mondo del Friuli rimanga un po' più rarefatto, un po' più fermo, un po' più statico, dove i cambiamenti tardino un po' ad arrivare, anche perché figli di una mentalità contadina che non ci abbandona da, penso, oltre 600 anni. Il concetto di distanza nel vino è molto presente nei vini del Friuli Venezia Giulia, perché il vino è capace di raccontare una distanza, di generare una distanza, oppure di distruggere una distanza, quindi di avvicinare. È bellissimo pensare che il vino sia un linguaggio in questo senso. Voi pensate, noi siamo degli abitanti di linguaggi e utilizziamo i linguaggi per provare a dirci delle cose che speriamo di poter far capire. Molto spesso però i linguaggi, quando vengono utilizzati male o abitati male in questo senso, creano un forte distacco tra le persone. Se noi dovessimo pensare a che cos'è veramente un linguaggio, dovremmo pensarlo un po' come alla nostra casa, cercando di mantenerlo in ordine e cercando di mantenerla pronta affinché qualcuno, una volta ospitato, possa trovarsi a suo agio. Ecco, se noi pensiamo al linguaggio in questo modo, riusciamo anche a renderlo un po' più comodo per le persone che ci ascoltano. In questo senso il vino è un grande fautore delle distanze e dell'avvicinamento, perché racconta la terra in cui viene fatto, riesce a farci avvicinare per una questione emotiva nei sapori, nei sentori, ad un qualcosa che ci fa provare nello stesso tempo e riesce anche ad inebriarci e a liberare quella parte di linguaggio che molto spesso viene bloccata. In questo senso bisogna sempre pensare a come questo afflato di malinconia che genera le distanze, voi dovete pensare anche un po' alla pianura friulana, ma anche un po' alla montagna, in generale il Friuli è sempre vestito di malinconia e ha un qualcosa a che fare con questo sentimento. Vorrei leggervi in questo momento un aforisma da Sillogismi dell'amarezza di Émile Cioran, uno scrittore romeno che insomma famosissimo, andatevelo a cercare. Sillogismi dell'amarezza è uno di quei libri di aforismi che tutti dovrebbero leggere. In particolare c'è questo aforisma che riguarda molto Friuli Venezia Giulia e parla appunto di malinconia. Dice: grazie alla malinconia, questo alpinismo dei pigri, scaliamo dal nostro letto tutte le cime e sogniamo al di sopra di tutti i nostri pregiudizi. Il Friuli Venezia Giulia è una terra di malinconia, è una terra di pregiudizi ed è una terra di alpinisti pigri, dove molto spesso c'è bisogno di un qualcosa in più per poterne uscire. Il vino ci aiuta a superare questa distanza e ci aiuta nella lotta giornaliera contro la malinconia.